Sta per tornare la festa dell'uva organizzata dal Comune di Vo in collaborazione con l'associazione Davadum a Curtis, è giunta quest'anno alla 61esima edizione. La suggestiva manifestazione, che celebra la tradizione della vendemmia, verrà inaugurata giovedì 15 settembre alle 20:30, con l'adozione pubblica da parte delle amministrazioni dei Colli Euganei della denominazione di origine controllata e garantita Fior d'Arancio, come ambasciatore per la promozione del territorio, ma raggiungerà il culmine nel pomeriggio di domenica 18 con la tradizionale sfilata dei carri allegorici realizzati proprio con l'uva dei Colli Euganei, al termine della quale verrà eletto il carro più bello. Il territorio ha le caratteristiche per fare un vino di qualità, ma c'è stata anche una grande crescita da parte degli imprenditori nel fare uva e vino di qualità. Mai come in questo momento gli unici spazi di mercato sono proprio i prodotti che rappresentano il territorio, che ne esaltano l'identità. Quindi lavoriamo su questi prodotti, li facciamo sempre migliori e abbiamo anche un successo, perché le medaglie non ce le diamo noi, ma ce le danno gli altri. Abbiamo recuperato, abbiamo stimolato i ragazzi giovani a fare dei carri, tradizione che si stava un po' affievolendo. Sono i ragazzi giovani la nostra linfa vitale, sono quelli che ci danno la possibilità di tramandare questa antica tradizione e fare in modo che si rinnovi ogni anno. Nei 4 giorni di festa ci sarà posto anche per musica, convegni, degustazioni, incontri e mostre, tra cultura e divertimento. E di certo non mancherà un buon bicchiere di vino.